Benvenuto. Ok, vai. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a questa serata. Porto saluti dell'amministrazione di Conegliano e dei 10 comuni partner del progetto Digitiamo. Sono qui presenti la collega Serena Cesca del Forma Giovane e Formacità, che già conoscete, la dottoressa Alberta Bazzotti di T2E, che sarà come la volta scorsa il nostro relatore per questo incontro. Il tema è quello della volta scorsa, i social media oggi. Questa sera parleremo in particolare di LinkedIn e di Instagram e cercheremo di fare la conoscenza con questi due social che stanno spopolando ultimamente. Direi che possiamo iniziare. Passo la parola alla dottoressa Alberta Bazzotti per l'inizio di questa serata. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Ok, un secondo che condivido. Allora, intanto buonasera a tutti, io sono Alberta. Faccio un po' fatica a chiamarmi dottoressa Bazzotti, ormai ai nostri tempi il titolo di studio, soprattutto nel nostro settore, ci piace essere più informali, forse preso un po' dall'inglesismi. Io lavoro a T2E, che è un'azienda partecipata delle Camere di Commercio di Treviso Belluno, Verona e Venezia Rovigo. E nella fattispecie io mi occupo della comunicazione, sono referente per l'azienda della comunicazione e mi occupo soprattutto dei social media e quindi dei profili aziendali e del nostro sito. Noi abbiamo una particolarità che essendo un'azienda che fa tante cose diverse, comunicare per noi è importante proprio perché facciamo cose diverse e quindi abbiamo tanti aspetti diversi da comunicare. Quindi già ormai da una decina d'anni per noi i social sono diventati importanti per poter comunicare con i nostri utenti che sono diversi, perché abbiamo dai giovani, dai lavoratori, dalle persone che si devono reintegrare nel mondo del lavoro, alle aziende. Quindi abbiamo un mondo molto diverso per comunicare. La volta scorsa abbiamo visto quindi Facebook e TikTok. Questa volta partiamo con LinkedIn, che è il social professionale per eccellenza. Permettete che vi condivido lo schermo. Ok. Marina, si vede? Sì. Ditemi se non si vede. Io procedo. Allora, LinkedIn è il social media, scusatemi che ho le finestre che è il social network più diffuso per chi vuole ampliare le proprie relazioni in ambito lavorativo. Mi soffermo velocemente sulla parola social network per le persone che non c'erano la volta scorsa. Social network sono queste nuove piattaforme, che sono nate, in Italia hanno cominciato a spopolare una quindicina di anni fa, e hanno cambiato il nostro modo di vivere internet e il web. Mentre prima dei social noi fruivamo i contenuti sul web in maniera unidirezionale, cioè leggevamo i contenuti senza poter interagire, i social network ci hanno aperto un mondo in cui anche noi diventiamo protagonisti del web. Questo è un sunto molto veloce e quindi ci permette di interagire. LinkedIn è un social professionale, è quindi il primo social mondo professionale, quindi rispetto ai social più di svago come possono essere Facebook, Instagram, YouTube, ha un tone of voice, quindi per tone of voice vuol dire il registro verbale con cui noi ci poniamo, è diverso da Facebook. Qui dobbiamo essere più formali, proprio come se si dovesse incontrare e stringere nuove relazioni lavorative. Questo è importante per capire come presentarsi e quali informazioni mettere nel proprio profilo a partire dalla foto.
Immaginate di essere appunto ad una fiera, ad un evento, una piazza, un meeting dove potete incontrare tante persone. Quindi in quel caso lì voi non andrete mai con un abbigliamento che usereste in vacanza, ma sarete più formali. Questo serve anche per porsi in un atteggiamento diverso, e anche se riusciamo a fare questo ragionamento ci permette anche di scrivere in modo diverso, quindi meno colloquiale, ma più serio. Attenzione a questa cosa, perché se usate un tono più informale su un social che è particolarmente formale, rischiate anche di dare una cattiva impressione di voi stessi. Il profilo personale di LinkedIn, quindi, non è la semplice trasposizione del curriculum online, ma pubblicare il proprio profilo e quindi pubblicare il proprio profilo e poi attendere la chiamata da parte delle aziende o degli enti è praticamente inutile. Per vedere qualche risultato in termini di nuovi contatti o proposte di lavoro, bisogna rendere il proprio profilo quindi interessante, sia pubblicando contenuti di valore che interagendo in gruppi di discussioni. La forza dei social in questo caso non è appunto prendere il curriculum che sia in cartaceo e pubblicarlo online. Certo, su LinkedIn ci sono tutte le parti da compilare comunque con accuratezza riguardanti il nostro curriculum, quindi dove abbiamo studiato, le esperienze lavorative che abbiamo fatto, con la possibilità di inserire una descrizione dettagliata, però la forza del social è proprio quello di creare relazioni in ambito lavorativo e interagendo, pubblicando contenuti, ma non voglio anticiparvi niente, vediamo nel dettaglio. Quindi a cosa serve il profilo personale? Ad allargare le reti di conoscenze professionali, nel senso che ci possono essere nuove opportunità anche attraverso la rete di contatti che costruiamo in LinkedIn. Quindi non necessariamente social ci può servire per cercare un nuovo lavoro, che è una delle funzionalità principali del social, in cui si possono vedere le offerte di lavoro, ma ci permette anche di allargare appunto la rete di conoscenze che abbiamo, con l'opportunità magari di creare nuovi progetti, nuove relazioni. Poi appunto, come vi dicevo, può servire per cercare lavoro e quindi si possono vedere le offerte di lavoro inerenti al proprio profilo e inviare anche il proprio curriculum. Gli headhunting, quindi le agenzie di selezione di un certo livello, guardano spesso LinkedIn. Quando arriva loro un profilo, comunque vanno a vedere su LinkedIn questa persona che esperienze ha. Può servire anche per trovare nuovi collaboratori, perché attraverso i profili personali si possono conoscere molte cose delle persone e valutarle. Ecco, quello che consiglio sempre e che purtroppo vedo che non avviene, cioè, è quello di essere sinceri, nel senso che ci sono molte persone che magari gonfiano, tra virgolette, i loro profili facendo credere di fare di più di quello che in effetti fanno, ma è controproducente questa cosa, perché una volta che si conosce la persona o la persona viene contattata, poi comunque si viene a scoprire che questa persona. Quindi mi raccomando, essere sempre assolutamente sinceri su quello che si fa. LinkedIn quindi è un social diverso e ha 3 caratteristiche importanti. Il profilo, quindi costruisce tra virgolette, una sales page, e ha senso se porta una conversione che su questa piattaforma si concretizza con la generazione di un collegamento e il relativo contatto diretto attraverso la messaggistica istantanea. Quindi, come vi dicevo, lo scopo dell'avere il profilo online è proprio quello di generare contatti.
Quindi abbiamo a che fare con il più grande motore di ricerca di profili professionali esistenti in Occidente, quindi anche qui ribadisco il concetto che gli headhunting, appunto le società di selezione comunque ricercano anche i profili online. È una piattaforma che offre delle ottime opportunità in questo senso, tanto più nel momento in cui del lockdown, in cui non ci si poteva vedere, non ci si potevano creare relazioni, LinkedIn è stato uno strumento che ha permesso appunto di rimanere in contatto anche dal punto di vista lavorativo, di creare nuove relazioni, perché penso alle persone che lavoravano proprio di relazioni fisiche, nel momento stesso del lockdown si sono trovati bloccati, quindi LinkedIn in questo caso ha supportato queste persone. LinkedIn è utilizzato, viene chiamato modern seller, cioè un nuovo modo di vendere, perché tramite LinkedIn si possono avere relazioni, contatti nuovi. È la piattaforma di social network in cui i contenuti prodotti catturano l'attenzione e generano la considerazione del pubblico che ne fruisce. Sì, i contenuti hanno una qualità diversa rispetto a quello che trovate su Facebook. Come vi dicevo, su Facebook abbiamo più contenuti di svago, mentre qui ci sono più contenuti di tipo professionale. Collegarsi o non collegarsi? Ecco, cosa intendo per non collegarsi o non collegarsi? È quello che succede con Facebook, con gli amici, e per crearsi o meno una rete. Ovviamente l'ampiezza della rete è propedeutica all'ottenere maggiori conversioni e una maggiore portata dei contenuti inseriti. Cosa voglio dire? Che più ho un'ampia rete di contatti, maggiore è la possibilità che i miei contenuti siano interessanti, cioè di trovare persone che sono interessate ai miei contenuti. La quantità di collegamenti quindi determina anche il successo di questa azione comunicativa, perché più ho contatti, più posso avere, diffondere o comunque far conoscere quello che io faccio a più persone. Quindi se si vuole aumentare l'attenzione verso di sé e i propri contenuti, bisogna ovviamente fare un lavoro di espandere la rete, quindi come vi dicevo prima non basta pubblicare il curriculum, ma bisogna anche andare in rete, cioè vedere le persone a cui possiamo connetterci. Attenzione però a creare una rete di qualità. Spesso ci sono persone che vogliono entrare in contatto con noi solo per vendere qualcosa, quindi meglio accettare solo le persone che si conoscono per avere una rete di contatti coerente con la nostra attività professionale. Una rete di qualità può essere uno strumento importante quando cerco dei contatti per nuove collaborazioni. Ecco, io sono, non c'è una soluzione, però nella maggior parte dei casi io accetto collegamenti da persone che conosco o che mi danno un feedback che hanno avuto a che fare con me, ad esempio in questo caso magari qualcuno che ha partecipato al corso, al webinar mi chiede il contatto. Ho avuto esperienze in passato di persone che mi hanno chiesto il collegamento e poi appunto il collegamento serviva solo per vendermi qualcosa. Quindi in quel caso lì ho imparato sulla mia testa, con la mia esperienza, a non accettare tutti, anche perché appunto non conoscendo queste, è meglio avere una rete di qualità, di persone che io conosco, che qualora io avessi bisogno di un'informazione o di trovare un collaboratore per qualche attività, posso trovarlo su LinkedIn, insomma. Quindi sì, consiglio vivamente di collegarsi con le persone che si conoscono. Ovviamente, anche se io le conosco al di fuori del mio lavoro, mi collego con i miei amici che fanno un'altra attività lavorativa, ma che io conosco, quindi che mi sento
l'obiettivo è appunto quello di creare una rete di qualità. In realtà poi ho scoperto che magari si conosce una persona al di fuori del lavoro, no? E lo si trova su LinkedIn, quindi magari dici, vabbè, la conosco quella persona, è una persona valida, magari non ho un numero di telefono, ma magari posso contattarlo attraverso LinkedIn per dei progetti. E attraverso LinkedIn magari posso scoprire che ha un profilo molto interessante, cosa che ovviamente se si incontra una persona magari fuori non è, sì, magari non è che sempre si parli di lavoro. Quindi vi consiglio vivamente sì, di crearvi una rete di contatti di qualità. È una cosa che si crea col tempo, cioè non è che io mi creo il profilo online e subito ho più di 500 contatti, è una cosa che bisogna fare gradualmente e sicuramente, come in tutti i social, bisogna dedicarci un po' di tempo, di attenzione per creare questa rete e compilare sicuramente in tutte le parti il proprio profilo personale per dare anche agli altri tutte le informazioni che possono essere di interesse, perché io posso cercare collaborazioni, ma non è detto, nulla vieta che anche altri vengano a cercare me per delle collaborazioni. Ecco, questo è come creare quindi il proprio profilo personale. Allora, la prima cosa ovviamente è quella di registrarsi, la registrazione è gratuita, quindi poi annotarsi la username e la password. Io ormai sono arrivata ad avere un quaderno di password, perché su tutti i social ovviamente vi consiglio di avere password diverse per tutti i social. Il quaderno forse non è proprio la cosa più sicura, ma almeno non è online, è un quaderno mio che mi porto sempre dietro con me, ovviamente, e forse è più sicuro un quaderno che no salvarle in un cloud o online. Ovviamente poi il quaderno dovete tenerlo riservato, anche perché sapete bene, come vi ha spiegato anche l'ingegnere Grossato, che la sicurezza è fondamentale, e non bisogna sottovalutarla. E quindi quindi create un profilo, inserite la username e la password e vi si apre un profilo personale. In questo caso io ho usato quello di un mio collega perché volevo farvi vedere delle funzionalità che se entravo col mio non riuscivo a farvi vedere. Allora, quindi la prima cosa da inserire è una foto. Allora, la foto deve essere formato fototessera, deve essere una foto in cui vi ritrae con un aspetto professionale, cioè voglio dire, non metto la foto di quando sono in vacanza, cerco di avere una foto in primo piano e che dia appunto l'immagine di professionalità, di competenza. Magari anche, come vedete, anche il mio collega ha avuto una bella foto sorridente. E poi c'è quest'altra funzionalità che si chiama la copertina, che questa è un'immagine che ci rappresenta. In questo caso il mio collega ha messo l'immagine di grafica che di T2I, quindi della nostra azienda. Ok, aspettate un attimo, ok. E sì, e quindi è un'immagine che diciamo deve essere coerente col nostro modo di pensare e con quello che facciamo. Poi da app cioè scusatemi, da cellulare, da mobile, se voi scaricate la app di LinkedIn, è possibile anche registrare la pronuncia del nome. Questo serve particolarmente se voi venite in contatto con persone straniere per comunicare come si pronuncia correttamente il vostro nome e cognome, perché non è detto che gli stranieri lo comunichino correttamente. Per esempio il mio cognome, quando siamo andati negli Stati Uniti,
è stato storpiato in Basari, quindi è una funzionalità che appunto se avete a che fare con l'estero vi consiglio di inserire. Ok. Poi le altre funzionalità che vi volevo fare presente. Allora, sotto il nome c'è una headline in cui noi mettiamo una sorta, sono 140 caratteri, in cui noi mettiamo un payoff. Un payoff è una sorta di slogan in cui appunto di 140 caratteri in cui noi ci presentiamo e trasmettiamo i nostri valori. È molto importante questi 140 caratteri ed sono da pensare bene in modo che ci siano le parole chiave che ci rappresentano e comunicare effettivamente quello che noi siamo e quello che vogliamo comunicare. Poi abbiamo più di 500, la rete, quindi in questa parte azzurra vedete più di 500 collegamenti, mi dà l'idea della dimensione della mia rete di contatti. In questo caso quando si arriva ai 500 poi vedrete sempre più di 500 collegamenti. È facile arrivare a 500, nel senso che non è una cosa, ormai penso che quasi tutte le persone che conosciate o tante insomma che conosciate possono avere LinkedIn e poi comunque in ogni caso la nostra vita lavorativa ci porta a conoscere nuove persone, quindi quando si conosce una nuova persona magari gli si chiede il contatto su LinkedIn in modo che anche io vado a vedere cosa fa lui, cosa facciamo. Quindi è un po' una sorta di instaurare un contatto che magari abbiamo avuto di persona, crearlo anche online ed è anche più facile crearlo una volta, cioè appena conosciuti, perché magari se io gli chiedo il contatto a una persona dopo un tot di tempo che ci siamo conosciuti di persona, magari questa persona non si ricorda di me, mentre se glielo chiedo appunto appena ci siamo conosciuti è più facile che me lo dia. Poi a destra abbiamo, come vedete, c'è T2I, trasferimento tecnologico, innovazione e Università degli Studi di Verona, sono l'ultima è l'attività lavorativa attuale delle persone e l'ente dell'ultimo titolo di studio. In questo caso appunto il mio collega lavora con me a T2I e ha fatto un master presso l'università, post laurea presso l'Università degli Studi di Verona. Ah sì, ecco, un'altra cosa che mi stavo dimenticando ed è molto importante, vi consiglio quando create il vostro profilo, nelle impostazioni è possibile modificare l'URL, ovvero quando io creo un mio profilo su LinkedIn, l'URL, quindi il www.linkedin.com/in, appena creato mi dà un codice alfanumerico. Io posso modificarlo mettendo il mio nome e cognome. Come vedete qui io l'ho modificato in Alberta Bazzotti. Questo aiuta, questa firma qui, questo URL qua, poi voi lo potete utilizzare anche nelle vostre firme digitali delle mail. Si usa di solito quando si hanno dei contatti nuovi con delle persone in cui quindi comunichiamo chi siamo e serve soprattutto per facilitare il posizionamento sul motore di ricerca di chi cerca il mio nome. Cioè, se io cerco Alberta Bazzotti, io non ho un sito, ho il sito aziendale, ma non ho un sito personale perché non mi serve. Però la prima cosa che viene fuori è sicuramente LinkedIn, il mio profilo di LinkedIn.
quindi è importante se avete bisogno di avere una determinata visibilità online. Ok. Poi appunto, come vi dicevo, i collegamenti danno l'idea un po' anche del network che la persona ha e considerando che a un numero di persone dirette ne corrispondono molteplici di secondo o terzo livello. Adesso vediamo cosa sono i collegamenti. Allora, il livello, nel profilo che voi delle persone che visitate, i collegamenti, il livello del collegamento è questo numerino di fianco al numero. Di fianco a, quindi al nome, voi potete trovare l'1, 2 o 3. Cosa significano? Allora, i collegamenti di primo livello sono le persone con le quali sei collegato direttamente perché hai accettato il loro invito, perché loro hanno accettato il tuo. E quindi si vedrà l'icona 1 accanto al nome nei risultati di ricerca sul loro profilo e si possono contattare direttamente o con una mail o anche nella chat. Quindi un collegamento di primo grado è un mio amico diretto. Collegamento di secondo grado invece sono persone che sono collegati al mio amico di primo grado. Quindi si vedrà l'icona 2 accanto al loro nome nei risultati di ricerca sul loro profilo. Queste persone io non posso mandare un messaggio nella chat, ma devo contattarle tramite un messaggio di posta. Il collegamento di secondo grado, per portarlo nella nostra vita quotidiana, è l'amico dell'amico. Quindi c'è un amico di mezzo che fa da tramite, diciamo. Collegamenti di terzo grado, quindi sono persone che sono nella rete dei nostri collegamenti di secondo grado, quindi sono molto distanti da noi. Però comunque, quindi vedremo l'icona 3 di fianco al loro nome nei risultati di ricerca e sul loro profilo. Se il loro nome e cognome sono visualizzati, si può inviare loro un invito cliccando su collegati. Invece, se viene mostrata solo la prima lettera del cognome, non ci si può collegare direttamente, ma si possono contattare tramite email. Dipende un po' dalle impostazioni che queste persone hanno messo nei loro collegamenti. Quindi, come vedete, da una rete di primo grado, quindi vedetela un po' come dei cerchi concentrici, ci sono un puntino al centro che sono io, un primo anello attorno a me che sono i collegamenti di primo grado, un secondo anello oltre il primo anello che è quello di secondo grado e poi un terzo anello più grande che è quello di terzo grado. Quindi io posso effettivamente in potenza, posso avere una rete molto estesa. Ok. Altra cosa molto importante è la parte informazioni. Quindi dopo la parte diciamo di copertina, questa è una parola che mi sono inventata in questo momento per farvi un po' capire, diciamo dopo la parte di introduzione del profilo in cui ci sono questi campi principali, subito sotto è importante la parte del riepilogo, che è quella che si trova nella sezione informazioni. LinkedIn quindi permette di scrivere nel riepilogo, quindi nell'informazione, nella parte che si chiama informazioni, un massimo di 2000 caratteri in cui io riassumo le mie competenze. Ma di questi 2000 caratteri, solo i primi 200 sono subito visibili agli utenti. Immaginatevi quello che succede con i post che LinkedIn fanno vedere le prime righe e poi c'è la frase altro. Quindi l'incipit in questo caso fa la differenza. Le prime frasi che si scrivono devono essere più rilevanti. Come dicevamo le altre volte, l'incipit è molto importante perché
ha lo scopo di cogliere l'attenzione di quello che io voglio dire nelle parti successive. Quindi l'incipit deve colpire subito l'attenzione del lettore che ci sta leggendo. Quindi nel riepilogo cosa scrivo? Il riepilogo racconta di me, delle mie esperienze, delle mie capacità, narra la mia storia professionale e mette in luce i propri valori. È un'importante vetrina di presentazione gratuita, perché LinkedIn sapete che questo profilo personale base è gratuito, poi volendo potete fare anche l'aggiornamento a LinkedIn Premium per avere funzionalità aggiuntive, e che ci mette in luce agli occhi di aziende o clienti e permette di farsi notare al meglio. Per scrivere un riepilogo efficace è importante riuscire a raccontarsi in maniera semplice, chiara e soprattutto veritiera, cercando di catturare l'attenzione del pubblico attraverso uno storytelling ben pensato. Quindi adesso vedremo magari qualche informazione in più su come scriverlo. Il riepilogo è la presentazione, quindi quando voi andate a un colloquio, quando voi vi state presentando, tanto più in un portale dove ci sono un sacco di profili, riuscire a cogliere l'attenzione è importante per portarla appunto su quello che noi facciamo. Come vi dicevo, è bene raccontarsi in maniera semplice, chiara e soprattutto veritiera, perché io posso dire che sono la migliore del mondo, ma se poi appena le persone mi contattano scoprono che quello che io ho detto di me non è vero, l'opinione che do a queste persone di me non è sicuramente buona, anzi è molto controproducente. Quindi si cerca di catturare l'attenzione del pubblico attraverso uno storytelling ben pensato. Cos'è lo storytelling? Lo storytelling è un modo di raccontare chi siamo, si usa soprattutto anche per le aziende. Pensate ad esempio a quelle pubblicità, mi viene in mente una pubblicità di una compagnia telefonica in cui parlavano della storia di un bambino, di un padre, in cui per tra virgolette, "per vendere", facevano ricordare questo, uomo le emozioni che aveva provato con suo padre. Quindi lo storytelling cerca di cogliere, di colpire le emozioni, proprio per poi attirare per essere seguiti. Quindi cosa scrivo? È bene iniziare a scrivere le prime righe avendo l'accortezza di raccontare, partendo dal tornaconto di chi ci osserva, senza esagerare nella celebrazione di te stesso. Non raccontare solo le cose che fai o che hai fatto, ma i risultati che ottieni. Come puoi essere utile, come risolverai i problemi delle persone. In sostanza, bisogna scrivere perché possiamo essere utili a chi ci legge. Che risultati abbiamo portato? Perché quella persona dovrebbe volerci contattare. Può essere utile utilizzare uno schema per punti, perché come abbiamo anche visto la volta scorsa, un testo, un blocco unico di testo in cui non ci sono degli spazi tra una riga o l'altra, può rendere difficile la navigazione e la lettura. Mettere uno schema per punti rende più semplice la lettura. È bene scriverlo in prima persona, rendendolo comprensibile, utilizzando il minor numero possibile di termini tecnici o neologismi. Diciamo, insisto sempre sullo stesso punto: siate semplici, concreti e sintetici. Utilizzate e riportate le parole chiave, quindi le keywords che ci rappresentano o rappresentano il nostro settore di competenza. Non solo perché ci inquadrano a livello professionale ed esperienziale,
ma perché le keyword giocano un ruolo molto importante per il posizionamento organico nelle ricerche su LinkedIn. LinkedIn nell'ultimo anno ha potenziato tantissimo le ricerche per parole chiave. Quindi mettere delle parole chiave nel posto giusto, non con l'hashtag, ma usandole nel testo, è importantissimo per un posizionamento organico nelle ricerche. Esempio, scrivo, sono social media manager per T2I. Se nel motore di ricerca organico si cerca social media manager, vabbè, in Italia ce ne sono tantissimi, però magari social media manager Treviso, visto che io comunque quando creo il mio profilo mi viene chiesto dove sono residente, e magari viene fuori anche il mio profilo. Quindi attenzione a quello. Sì, è da pensare bene, sono 2000 caratteri, non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi. Quindi è una cosa che potete benissimo fare, ragionata, e farla bene. Ok, quindi ecco, questa è la parte delle informazioni che vi dicevo, che ovviamente io devo, è una delle cose che farò quest'estate di risistemare, perché ovviamente il calzolaio ha le scarpe rotte e quando si pensa agli altri poi non si pensa a se stessi, questo ne sono consapevole. E quindi sarà una parte che quest'estate mi dedicherò a sistemare. Un'altra parte comunque molto importante che ci permette di far vedere quello che noi facciamo è la parte in primo piano. Ok. Perché mentre nelle informazioni è un campo testuale, cioè io posso scrivere un testo di 2000 battute senza inserire nessun contenuto multimediale. Nella parte in primo piano, che quindi viene subito di seguito alle informazioni, io posso mettere in evidenza, segnalare quelli che per me sono dei contenuti importanti. Allora, in questo caso io posso segnalare dei post che ho condiviso, quindi che non ho scritto io, ma secondo me sono importanti per quello che noi facciamo, quindi sono coerenti con la mia attività lavorativa. Si parla appunto in questo caso dell'industria 4.0, di innovazione, che è quello di cui si occupa la mia azienda. Posso condividere degli articoli. LinkedIn permette, oltre ai post che sono ovviamente, a parte nel contenuto del registro verbale, hanno un po' la stessa lunghezza di quelli che sono Facebook, mentre con gli articoli ha una funzionalità più che si chiama appunto articoli, permette di scrivere un testo che è appunto un articolo, quindi lungo, e permette di formattarlo con tutte le funzionalità che noi troviamo di solito in Word. Quindi posso condividere quegli articoli, posso condividere link, quindi appunto i link in questo caso ai contenuti, e posso anche caricare, la cosa secondo me molto importante, dei media. Quindi posso caricare delle foto, dei documenti, delle presentazioni, quindi quei contenuti che nel web ultimamente hanno molta importanza per veicolare le nostre informazioni, perché sono più fruibili dall'utente, proprio perché sono più facilmente leggibili rispetto a un articolo, e quindi qui posso caricare anche questi contenuti. Di cosa? Di quello che io ho fatto, delle mie attività. Ad esempio, se sono un giornalista, posso caricare il mio ultimo articolo, la mia ultima intervista su YouTube, quindi tutti quei contenuti che voglio mettere in evidenza, perché se io pubblico un post nel mio profilo ed è importante, rischio
che possa scomparire e non venga messo in evidenza. In primo piano aiuta proprio a mettere in evidenza queste attività. Poi LinkedIn ci propone, ad esempio, persone che potremmo conoscere. Quindi persone che potremmo conoscere in base a cosa? Al settore lavorativo, all'università che abbiamo fatto, quindi se sono colleghi o ex colleghi, l'università, se facciamo lo stesso lavoro oppure no. E quindi LinkedIn mi aiuta ad ampliare la propria rete di contatti attraverso queste persone che lui mi suggerisce. Per esempio in questo caso vedo, mi suggerisce persone con cui noi magari abbiamo collaborato o con cui ci sono stati dei contatti, oppure me le suggerisce perché magari io sono entrata in contatto con un collega di queste persone. Non è necessario collegarsi a tutti. Io per esempio cerco di essere coerente e di collegarmi con le persone che effettivamente conosco. Inizialmente ci si collegava con tante persone, però io credo sia giusto creare una rete di qualità, perché poi nel lungo termine questo ripaga. Quindi Facebook. LinkedIn ci fa vedere anche altri profili consultati che hanno, quindi sono profili che LinkedIn ritiene che potrebbero avere attinenza con quello che noi facciamo, ma in realtà non hanno niente a che fare con noi, quindi si può, tramite le impostazioni, si può nascondere questa funzionalità. Una cosa recente che LinkedIn permette di fare è impostare il nostro profilo in altre lingue. Perché questo? Perché volevo farvi vedere, che l'avevo visto prima, nella mia... Eccolo qua. Vedete, qua si può vedere italiano e inglese. Allora, in questo caso il mio collega ha impostato il profilo in italiano e poi l'ha creato in inglese. Perché? Perché se io ho una persona che sta navigando online in inglese, a questa persona verrà fatto vedere il mio profilo in inglese. Quindi valutate bene con che stati esteri, con che persone dall'estero voi lavorate, perché in base a quello vi consiglio di fare un profilo nella lingua degli stati con cui lavorate. In questo caso, per esempio, abbiamo italiano ed inglese, ma si possono fare profili nelle lingue che riteniamo opportuno. Questo permette che anche se una persona arriva dall'estero, cioè può visionare il nostro profilo anche dall'estero, e non sa l'italiano, può comprendere quello che noi facciamo, e quindi potrebbe essere interessante perché ha dei collegamenti. Se un inglese approda sulla nostra pagina in italiano, magari non sempre riesce a capire cosa noi facciamo. Il profilo in inglese dovete farlo voi, quindi in quel caso lì scegliete voi cosa comunicare all'estero. Mi viene, non so, in mente magari se ci sono dei progetti o anche tramite le scuole, dei gemellaggi con l'estero, magari se bisogna avete necessità di contattare dei professori all'estero, magari potrebbe essere interessante avere il vostro profilo nella lingua dello stato con cui state creando dei gemellaggi, insomma dei contatti. Ecco, le referenze. Cosa sono le referenze? Allora, dopo che ho creato il mio profilo, ho inserito tutti i miei dati, ho inserito tutte le mie attività lavorative, sì, il profilo di LinkedIn non si crea in 5 minuti, questo è chiaro, ci vuole un po' di tempo. Voglio dire, lo potete creare, lo potete salvare, potete uscire e poi magari ci ritornate man mano che avete delle cose da poter inserire.
Quindi una volta che io ho creato questo mio bel profilo, posso scambiarmi delle referenze con le persone che conosco. Per quello vi dicevo che era importante crearsi una rete di persone che si conoscono, perché ci si possono scambiare le referenze. Referenze cosa vuol dire? Una persona mi fa appunto una referenza su come ha lavorato con me. Di solito, buon uso, consiglia che se una persona fa una referenza a me, io la faccio all'altra persona. La netiquette prevede, diciamo, questa cosa qui. Perché sono importanti le referenze? Perché aumentano il legame professionale con la persona che riceve la segnalazione e che si ricorderà di me tutte le volte che visiterà il suo profilo. La referenza, qualora io faccio una referenza ad un'altra persona, questa mia referenza a quella persona viene fuori e si visualizza nel suo profilo, perché ovviamente per lui è un segno di valore che delle persone l'hanno, tra virgolette, raccomandato. Per me aumenta la visibilità perché nel suo profilo si visualizza che io ho fatto l'ho segnalata e quindi vedranno il mio nome, il mio volto e potrebbero seguire il mio link e anche apprezzare quello che io scrivo. Quindi praticamente quando io faccio una referenza a un'altra persona, nel profilo di quell'altra persona viene fuori la referenza rivolta a lui e che io l'ho scritta. Quindi per fare una buona referenza non bisogna dilungarsi anche qui troppo, ma bastano 5 righe per raccontare che appunto questa persona è un ottimo professionista e che ci siamo trovati bene a lavorare insieme. Consiglia solo le persone con cui hai avuto un effettivo rapporto. Per capire questa cosa è molto semplice. Voi non raccomandereste mai una persona che non conoscete. A un vostro amico voi non raccomandereste mai una persona di cui non siete sicuri. Perché? Perché se quella persona poi non è in gamba, non è come questo amico se l'aspetta, oddio, può sempre succedere, però in linea di massima raccomandiamo le persone di cui ci fidiamo e quindi lo facciamo in buona fede. Se questa persona appunto poi non è come l'amico si aspetta, alla fine è controproducente per noi e si possono creare anche dei malumori. Il mondo virtuale è molto simile al mondo reale, cioè non sono due cose completamente separate. A volte mi piace fare degli esempi di trasposizione dal mondo fisico al mondo virtuale, proprio per farvi capire che i rapporti, quelli sono, perché noi siamo persone, quindi che noi siamo online, che noi siamo fuori, le dinamiche sono quelle. Quindi la referenza è sicuramente uno strumento da usare per farci notare e per dare appunto anche diciamo, è importante per entrambi le parti, sia per me che lo faccio, che quindi ho più visibilità nel profilo delle altre persone, che per chi la riceve, che ha delle buone raccomandazioni. Ecco, quindi una volta fatta la nostra pagina personale con cui possiamo crearci la nostra rete di contatti, condividere quello che stiamo facendo, ci possiamo domandare se vale la pena creare una pagina aziendale in base sempre a valutare cosa abbiamo da comunicare in una pagina aziendale LinkedIn. Il principio è sempre lo stesso, quindi è la pagina dell'azienda, in cui l'azienda comunica le sue attività, i suoi progetti, i suoi eventi. Quindi grazie alla pagina aiuta appunto a promuovere il proprio brand, oltre a aumentare la visibilità dell'azienda. Sicuramente una pagina aziendale ha un'autorevolezza diversa rispetto a una pagina Facebook e anche qui ovviamente i contenuti hanno un tono
un tono diverso. Quindi grazie alla pagina aziendale un'impresa, un ente, nel senso, io parlo di imprese perché è il mio mondo, però ci sono enti come anche le camere di commercio che hanno la loro pagina aziendale per comunicare con le aziende, con i propri follower e con le persone interessate. Quindi grazie alla pagina un'impresa può raccontare la propria storia, coinvolgere i clienti e quindi i follower. Posso quindi pubblicare anche eventi, posso comunicare che sto facendo magari degli eventi e e anche qui ho dei follower come su Facebook e quindi comunico ai miei follower che sto facendo degli eventi e a cui possono partecipare. Posso pubblicare delle offerte di lavoro e può aiutare anche a portare traffico al nostro sito web attraverso dei post con link e delle informazioni. Quindi anche in questo caso pubblichiamo un post per comunicare delle attività che facciamo e possiamo poi sempre inserire la call to action, quindi diciamo invitare l'utente che ci legge a fare un'ulteriore azione e a visitare il nostro sito web con tutte le informazioni che servono. È importante, come tutti i social, tenere sempre aggiornata la pagina per aumentare la propria visibilità, per ottenere più follower e quindi convogliare il proprio traffico al proprio sito web. Questo vale per tutti i social, quindi voi sapete che una volta che aprite una pagina web, una pagina social, dovete essere consapevoli, giusto vi do un parametro, pubblicare almeno 1 o 2 post a settimana. Vedere una pagina abbandonata lì, entrate in una pagina, vedete che l'ultimo aggiornamento risale a 6 mesi prima, intanto l'utente non torna più e quindi l'avete perso. Cioè, se avevate l'opportunità che una persona era arrivata nella vostra pagina perché era interessata a quello che fate, entra e trova una pagina non aggiornata, in maggior parte dei casi non torna più. E quindi ecco, è una cosa importante da tenere presente. Quindi nella pagina aziendale posso creare dei post con delle foto, posso pubblicare dei video, posso quindi pubblicare anche un sondaggio. Il sondaggio può servire anche per interagire con i miei follower, per vedere se sono soddisfatti delle informazioni che do. Può servirmi anche per capire quali sono le tendenze, cosa i miei follower si aspettano dalla mia pagina. Quindi è uno strumento interessante e posso, come nel profilo personale, pubblicare un articolo. Quindi un testo che io posso editare in una pagina tipo un Word molto più lungo, quindi che è più lungo rispetto a un post, che io posso editare, scrivere con tutte le funzionalità come Word e poi posso pubblicare. È un approfondimento in LinkedIn, cioè mentre con un post magari rimando ad un approfondimento esterno alla mia pagina web, in questo caso l'approfondimento rimane in LinkedIn. Ecco, una funzionalità molto importante per la pagina LinkedIn è l'Employee Advocacy. Normalmente la pagina LinkedIn è visibile solo ai propri follower o qualora i dipendenti condividano un contenuto. Di solito nella pagina aziendale anche i dipendenti appunto possono condividere il contenuto, cioè i dipendenti di solito seguono la propria pagina aziendale e possono condividere i contenuti. Però c'è una cosa importante da tenere presente: le reti dei dipendenti sono molto più ampie rispetto ai follower di un'azienda. Voi pensate ad un'azienda di 60 persone che hanno 500 collegamenti, voi immaginatevi un potenziale
inespresso che potrebbe avere queste aziende. Quindi è un potenziale molto più alto di raggiungere, cioè posso raggiungere molti più contatti grazie ai miei dipendenti rispetto a quello che io posso fare come azienda. Quindi quando la pagina crea un post, LinkedIn permette di notificare ai dipendenti in modo che facciano un'azione di consigliare o commentare, quindi per promuovere anche le proprie attività sarebbe importantissimo che i propri dipendenti condividessero quelle attività che l'azienda fa, proprio perché hanno questo potenziale immenso di maggior numero di follower rispetto alla sola pagina. Ma oltre a questa funzionalità che appunto i dipendenti possono, ovviamente è una cosa volontaria, c'è una nuova sezione che si chiama Contenuti consigli ai dipendenti, in cui possiamo mettere dei contenuti a disposizione dei dipendenti che loro potranno andare a postare come nuovi e saranno visibili e prima di postarli online, quindi a tutti i loro follower, saranno visibili solo a loro, non direttamente ai nostri follower della pagina. Cosa vuol dire questa cosa? L'eterno problema di un'azienda è che i dipendenti notoriamente non hanno tempo di creare dei contenuti, perché molto spesso ci sentiamo dire io lavoro, non ho tempo di promuovere. Bene. In questo caso io, che sono la comunicazione, ti creo un contenuto. Quindi tu non devi crearlo, non devi pensarlo, non devi crearlo. Te lo metto in questa parte, consigli ai dipendenti, in cui solo tu dipendente lo puoi vedere e non devi fare altro che postarlo nella tua pagina, nel tuo profilo personale, per ricondividerlo. Questa è una funzionalità che ha un potenziale immenso, solo per la rete di persone che si possono andare a coinvolgere. E quindi sì, diciamo, il limite di questa cosa è ovviamente sensibilizzare le persone che lavorano con noi a condividere queste attività, perché magari non sempre è facile. Poi nell'analisi dei dati è visibile appunto una nuova funzionalità per analizzare queste azioni che i dipendenti hanno fatto, appunto per vedere come sono andate le attività. Eccoci quindi, quello che accennavo l'altra volta, l'analisi dei dati. L'analisi dei dati di LinkedIn io la trovo molto ben fatta e molto approfondita per capire dove la nostra pagina aziendale sta andando. Ci sono appunto 3 megafiloni, visitatori, che riguardano appunto chi sono le persone che stanno visitando la nostra pagina, aggiornamenti, quindi che riguardano i contenuti che noi pubblichiamo, che tasso di successo hanno avuto nella visualizzazione, e follower, che sono appunto le persone che ci seguono. Allora, partendo dai visitatori, io posso vedere chi, allora posso innanzitutto scegliere un intervallo di tempo in cui io posso vedere chi sono le persone che stanno, i miei follower, chi sono le persone che mi seguono. Io queste persone le posso vedere suddivise per job function, cioè per area di allora, ok, aiutami, ok, per job function, quindi per l'area dell'azienda in cui lavorano, località, quindi da dove si connettono le persone in questo momento, quindi perché la località, quindi quando io mi connetto anche da mobile, io mi connetto a determinati provider e quindi si riesce a risalire da dove si connette la persona. L'anzianità di servizio, quindi se è una figura senior, junior. Il settore in cui lavora l'azienda, ad esempio se è un metalmeccanico, alimentare, manifatturiero, turistico.
e la dimensione dell'azienda. Ci dà delle informazioni molto importanti su chi sono le persone che ci seguono. Quindi, come vi dicevo, è per capire appunto chi ci sta seguendo. Ah, e sì, giustamente, poi nelle statistiche dei visitatori noi possiamo vedere l'andamento delle visite alla nostra pagina aziendale se le persone si connettono da mobile o da PC. In questi ultimi tempi, per quel che ci riguarda, la connessione maggiore alla pagine arrivano da mobile, perché come avevo fatto vedere l'altra volta, la maggior parte delle attività vengono fatte da mobile. Quindi è una cosa da tenere molto importante, soprattutto quando si pubblicano dei post. Altra funzionalità nell'analisi dei dati, come vi dicevo, era l'aggiornamento delle interazioni. Io posso vedere quante visualizzazioni ha avuto il mio post e quanti click ha avuto questo post. Il CTR è un dato che mi dà che viene ricavato dal numero di click sulle visualizzazioni, quindi mi fa capire se quel post che ho pubblicato è stato efficace oppure no. Quindi sì, quindi l'analizzamento dei contenuti e se quel post è stato efficace oppure no. E poi a ultimo dato nell'analisi ho appunto i nuovi follower che io ho nella mia pagina, quindi l'andamento dei nuovi follower. E una cosa che è appunto abbastanza recente, di un anno, di questi follower io posso vedere nome e cognome e da quanti mesi seguono la mia pagina. Ecco, ho finito con LinkedIn e se non ci sono domande passerei a Instagram, che è il social per eccellenza dove condividere con i nostri follower foto e video. Ci ha insegnato che le immagini comunicano meglio di tante parole. Ad esempi sono i tanti profili di personaggi famosi. Vabbè, primo su tutti magari il profilo di Chiara Ferragni, che può piacere o meno, ma lei è una industria e pubblica in continuazione foto della sua vita privata e è diventato appunto un influencer grazie a questa attività. Oltre alle foto si comunica anche con hashtag che, come abbiamo visto, sono delle parole chiave che definiscono l'argomento. Instagram è il terzo social media più utilizzato dopo Facebook e YouTube. È nato anche questo come un social di giovani, proprio anche perché non occorre scrivere tanti testi, quindi ai giovani piace comunicare con le immagini, però anche qui l'età media si sta un po' alzando. E anche qui hanno cominciato ad essere presenti, anche qui è possibile fare la pagina aziendale. Si usa principalmente da mobile, quindi da cellulari, perché è stato pensato per chi vuole condividere istantanee della propria vita in qualunque momento. Che funzionalità ha Instagram? Come per altri social, è possibile seguire e farci seguire da altre persone per rimanere sempre aggiornati con i contenuti che pubblicano nei post e nelle storie. In questo caso le persone che seguiamo, che ci seguono, non si chiamano amici come Facebook, ma le persone che seguono il nostro account, quindi il nostro profilo su Instagram, si chiamano follower. Per seguire una persona su Instagram bisogna ovviamente cercarla con la lente, nel motore di ricerca interno, e una volta individuato il profilo, premere il pulsante segui. Se questa persona ha messo nelle sue impostazioni il profilo privato, quando io chiedo di seguire questa persona mi deve dare l'autorizzazione.
Le liste quindi io ho le persone che seguo, le persone, scusate, che mi seguono, che si chiamano follower, e le persone che io seguo, che sono seguiti. E ho proprio due liste di persone diverse e sono visibili proprio nella propria schermata del proprio profilo Instagram. Cosa posso fare? Quindi come vedete, questo è il mio profilo personale, io ho 61 persone che mi seguono e che ne seguo sono 121. E 22 i post che ho pubblicato. Io tendenzialmente appunto lavoro con la pagina aziendale, quindi per fare comunque la pagina, no, su Instagram per fare la pagina aziendale non è necessario avere il profilo personale, mentre per altri social, per Facebook e per LinkedIn, per fare la pagina aziendale bisogna avere il profilo personale. Ok. Quindi, come vi dicevo, cosa posso fare con Instagram? Allora, quindi voi siete su Instagram, vedete andate sull'iconcina sul vostro nome, l'iconcina in alto, il quadrato col più, e si apre questa finestra che vi faccio vedere. Ovviamente io ho fatto uno screenshot dal mio mobile, perché si può aprire Instagram anche dal PC, ma non ci sono tutte le funzionalità del mobile. Quindi io posso creare un post. E come lo faccio questo post? Allora, innanzitutto seleziono una foto. Questa foto, così come vedete, io ho selezionato una mia foto dalla mia galleria di immagini. Questa è una foto, poi sotto vedete io posso mettere diversi filtri, qua avete solo da divertirvi, da sbizzarrirvi, nel senso che normal è la foto così come voi l'avete caricata, e poi ci sono i vari filtri che vi permettono di sfumarlo, sfocarlo, dare dei toni di saturazione diversi. È tutto da provare, nel senso che poi vedrete voi, ci sono quelli che te le rendono fluorescenti, quelle in bianco e nero. Hanno fatto cioè ci sono delle funzionalità bellissime secondo me, che è solo da sbizzarrirsi. Quindi una volta che ho quindi selezionato la foto, magari l'ho modificata, scrivo un post nella didascalia. In questo post metto anche gli hashtag. Instagram è molto forte con gli hashtag e vi consiglia anche determinate parole chiave, cioè nel senso che voi nel momento stesso in cui voi mettete cancelletto e la parola, lui vi fa vedere quante volte è stato, in quanti post quella parola chiave è stata utilizzata. Quindi man mano che voi scrivete, lui ve le consiglia determinate parole chiave, quindi seguite i suoi consigli proprio perché se una parola è già stata utilizzata e quindi vuol dire che viene cercata, è possibile che voi veniate fuori in quella ricerca. Poi posso taggare le persone, quindi magari le persone che erano con me. La funzionalità è sempre di quella di appunto di condividere con le persone. Posso aggiungere un luogo, quindi aggiungere il luogo di dove è stata scattata questa foto. Anche questa, la geolocalizzazione, mi serve per poi eventualmente nella ricerca. Cioè in questo caso è Giardino Barbarigo a Val San Zibio. Se io metto Giardino Barbarigo nella mia ricerca, probabilmente una volta che ho pubblicato questo post potrebbe venire fuori la foto. Instagram mi permette anche tramite le impostazioni di pubblicare anche su Facebook e su Twitter. Cosa vuol dire? Che se io pubblico un post su Instagram posso diciamo, prima del post devo autorizzare il collegamento tra i due social nelle impostazioni, e quindi posso nel momento prima del post io gli ho detto io questo sono nel mio profilo Instagram, però ho anche quest'altro profilo Facebook, quindi gli dico qual è e gli dico collegali. Quindi nel momento stesso in cui io pubblico su Instagram, attivo questa funzionalità pubblica anche su Facebook, e quindi me lo pubblica su Facebook o su Twitter o su Tumblr. Ok.
ecco, una cosa importante da capire, nei post di qualunque tipo di account, quindi sia un profilo privato che un profilo aziendale, non è possibile mettere un link ad una pagina esterna. Quindi, mentre su Facebook e su LinkedIn alla fine del post posso mettere la call to action con un link esterno, qui non è possibile. L'unico link che io posso personalizzabile, che quindi posso modificarlo n volte, molteplici volte, è quello del link che c'è nel mio profilo, quindi nel profilo generale. Quindi quando vedete un post con scritto link in bio, vuol dire che il link riferito a quel post lo si trova appunto nella parte generale del profilo bio, come biografia, insomma, bio come nel profilo generale della persona. Onestamente sì, la trovo una cosa molto limitata, ma sicuramente l'hanno valutata. Questo link in bio voi lo potete cambiare n volte. Quando è che potreste trovare il link in bio? Quando ho pubblicato magari un'azienda di abbigliamento che vende dei capi e sta pubblicando delle foto di alcuni capi e non ha lo shop attivo, e mette il link nella bibliografia appunto a questi alle cose che sta, agli accessori, ai prodotti che sta vendendo, o appunto qualunque altra attività che voi vogliate poi fare, o quindi qualunque link che voi volete che poi, qualunque approfondimento che volete poi che le persone vedano. Cosa posso fare ad un post? Allora, in questo caso ho messo una pagina che mi diverto ogni tanto a seguire, che fanno dei post molto divertenti. Mi piaceva l'idea di mettervi un'immagine con un cane, perché come disse un mio caro amico docente universitario e che ha un'azienda anche di social, sui social quando ci sono foto di cani, gatti, bambini, attirano l'attenzione, attirano like molto più di qualunque altra cosa, non so, ci inteneriscono il cuore probabilmente. Quindi cosa posso fare? Allora, quindi io vado nel mio profilo di Instagram, vedo questo post e cosa posso fare? Allora, ho 3 funzionalità, che sono questi simbolini in basso, il cuoricino, il fumetto e la freccia. Allora, io posso col cuoricino mettere un mi piace, infatti vedete che piace a 368 persone. Posso col fumetto lasciare un commento, che poi viene là condiviso sotto la foto, quindi tutti quelli che seguono la pagina la vede, oppure con la freccetta posso condividere la foto con i miei contatti, quindi mandando un link della foto con un messaggio in privato, o condividerlo nella mia storia. E poi posso scegliere appunto se questa storia farla vedere a tutti oppure no. Ok, quindi questo è come si pubblicano i post. Dopo i post ci sono altre funzionalità che Instagram mi permette di usare, appunto come vi dicevo, da storie. Cosa sono le storie? Le storie sono dei post temporanei che gli utenti condividono con i propri follower. Le storie le avete visto, ci sono anche su Facebook, e che rimangono online 24 ore. Tutti i contenuti multimediali importati nelle storie possono essere modificati prima della loro pubblicazione attraverso alcuni strumenti, quindi anche qui abbiamo filtri con le icone delle faccine, gli adesivi o effetti speciali in cui potete sbizzarrirvi. Per evitare che le storie spariscano dopo 24 ore, abbiamo la funzionalità, spariscano, non siano più visibili ai propri follower, cioè nel senso che non è che si eliminano, voi li vedete sempre, ma i propri follower dopo 24 ore non le vedono più. Abbiamo le storie in evidenza,
che le vedete nel vostro profilo perché sono delle immagini con contorno a cerchio e quindi quelle rimangono presenti nel profilo di un utente e non vengono cancellate dopo 24 ore. Poi abbiamo la GTV, che permette di condividere dei video a schermo intero, proprio come se guardasse una mini TV dallo smartphone o dal tablet. Sono dei video più lunghi, nel senso che ehm, inizialmente Instagram permetteva di pubblicare dei video molto brevi, invece con questa funzionalità io posso pubblicare dei video più lunghi di 1 minuto. Una funzionalità relativamente nuova è il Reel, che è la risposta di Instagram a TikTok, nel senso che probabilmente, questa penso sia stata soprattutto una mossa commerciale, in quanto Instagram si è sicuramente accorto delle potenzialità di TikTok e considerato che il pubblico di TikTok e di Instagram è molto simile, hanno inserito questa funzionalità per dare ai propri utenti le stesse funzionalità che dava TikTok per non fare in modo che gli utenti non andassero in un altro social network. Quindi anche qui è possibile creare dei video divertenti da condividere con gli amici o con chiunque su Instagram, quindi registrandosi, aggiungendo la musica, modificando i video, che sono sempre di 15 secondi, aggiungendo una musica, gli effetti e strumenti creativi. Quest'estate in vacanza, se non sapete proprio cosa fare, io provatelo, è divertente, cioè è giusto anche per capire come funzionano. Poi magari per lavoro in questo momento magari ancora non si usano, però comunque come vi dicevo l'altra volta, anche su TikTok stanno arrivando realtà commerciali grosse, proprio perché hanno capito che se uno dei loro target è su determinate piattaforme, se io li voglio raggiungere devo esserci, cioè il discorso non fa una piega. Quindi anche i grossi gruppi, le grosse marche, le grosse firme si sono avvicinate, soprattutto quando si tratta di abbigliamento, moda, si sono avvicinate a questi strumenti. Ok, anche qui come questo quindi con l'hashtag vi dicevo sempre anche qui un'importanza strategica, non usarlo però in modo sproporzionato, nel senso che quando si vedono su un profilo che ci sono 30 hashtag, 20, alla fine quando ho letto i primi non li leggo. Quando ne mettete 4 o 5 è più che sufficiente. Cioè non è che aggiungere hashtag tanto per aggiungere non ha senso. Bisogna sempre farle con testa queste cose, perché sì, sembrano cose così leggere, superficiali, ma hanno anche loro una loro logica, soprattutto se si vogliono raggiungere determinati risultati. Quindi, come vi dicevo, si possono sfruttare anche quelli più in voga per acquisire visibilità. Una volta quindi creato il profilo personale, anche qui è possibile fare la propria pagina aziendale. La pagina aziendale è importante creare dei contenuti che abbiano una coerenza tra di loro in termini di immagini e colori. Come vedete anche nella mia immagine, per un determinato filone di attività si è cercato di avere una stessa immagine grafica coordinata e continuativa, proprio per comunicare questo senso di dare una coerenza a quello che si comunica, perché se io ho uno stesso progetto, una stessa linea come si dice, di corsi, di attività che sto facendo, se un giorno faccio un'immagine di un tipo e un giorno faccio un altro, l'effetto che ottengo è quello di creare confusione nell'utente che non capisce di cosa stiamo parlando. Quindi, come vedete anche qua, per esempio, ci sono due immagini che sono simili, erano dei corsi, dei filoni di corsi, quindi
si capisce che stiamo parlando dello stesso argomento, ma di puntate diverse di attività. Quindi si può pensare in questo caso anche grazie a Instagram di pensare a un'attività di marketing che prevede di raccontare i propri prodotti a più puntate con foto che appunto, come vi dicevo, che abbiano la stessa coerenza grafica. Su Instagram, come anche su Facebook, è possibile fare delle campagne sponsorizzate, quindi degli annunci a pagamento, mettendo in evidenza un post e cercando di raggiungere un pubblico targetizzato. Parentesi, pubblico targetizzato vuol dire che voglio raggiungere un determinato pubblico, quindi una determinate persone voglio raggiungere persone che hanno delle determinate caratteristiche ben precise. E queste persone io le posso definire in base quindi appunto al sesso, uomo, donna, all'età, all'area geografica in cui si trovano e ai loro interessi. Quindi appunto secondo me sono molto potenti questi strumenti, non hanno per le aziende dei costi esagerati come poteva essere una volta una pubblicità cartacea su un quotidiano, nel senso che per darvi un po' un'idea, per fare una campagna promozionale si può partire anche con un budget di 10 euro al giorno. L'ottimo sarebbe mettere 20 euro al giorno per 20 giorni, però diciamo io posso gestirmi in base al budget che ho. È possibile anche configurare uno shop con una vetrina personalizzabile, ovviamente se stiamo parlando nell'ambito del commercio o di aziende che vogliono appunto promuovere i loro prodotti. Ecco, anche qui come dati statistici io posso vedere chi è il pubblico che ci segue e quali post sono stati visti di più per capire cosa cercano gli utenti nel nostro profilo. Ad esempio Instagram appunto nell'analytics, nei dati statistici, mi permette di vedere quanti follower, quindi già persone che sono già follower o quanti non follower, quindi persone che non mi seguono, ho raggiunto. Tipi di contenuto, quindi quanti follower, non follower hanno visto i miei post, i miei video, i miei GTV. Che attività hanno fatto queste persone, questi account, quindi quanto hanno visitato il mio profilo o le info del profilo, l'email, magari anche le indicazioni stradali per raggiungermi e il link al mio sito web. E poi posso vedere anche le interazioni con i contenuti che ho avuto, quindi quante volte i post sono stati visti, le storie, i video di GTV e i video in diretta. Vedo nei dati statistici, vedo anche il numero totale di follower, quindi l'andamento dei follower, che se sono aumentati o diminuiti, e i luoghi più popolari da cui si connettono i follower, fasce d'età, genere e il periodo anche di maggiore attività in cui magari ovviamente di notte, se siamo in Italia, c'è meno connessione rispetto al giorno, alla sera, insomma. Questo mi aiuta a capire appunto se sto facendo una buona attività, se devo ritararmi, se le persone che ho raggiunto mi possono andar bene o se devo un po' rimodulare le attività che sto facendo. Un ultimo sguardo veloce lo darei a Twitter. Twitter è un social che sta diventando secondo me molto tecnico, in quanto ha delle funzionalità ridotte e che gli altri social suppliscono benone. La prima particolarità di Twitter è che i tweet, quindi cioè i post, devono essere al massimo di 140 caratteri. Quindi nasce come un social per una condivisione rapida
immediata delle notizie per dare aggiornamenti in tempo reale. È usato molto da chi fa informazione o dai personaggi famosi. Viene usato molto spesso, se vi ricordate anche nei tempi passati si nominava Twitter quando ci sono delle manifestazioni politiche, quindi Twitter è stato usato anche da dei manifestanti per comunicare tra di loro in tempo reale, o viene molto usato dai politici. Noi per esempio l'abbiamo usato per fare una sorta di diretta quando avevamo dei convegni in presenza, e i tweet, scusate, ci permettevano magari di fare una sorta di diretta scritta dell'evento, quindi magari si mettevano in 140 caratteri, si mettevano le affermazioni che facevano i relatori, e quindi si dava una sorta di diretta che appunto può essere interessante anche per i giornalisti che ci stanno seguendo. Importanti anche qui sono gli hashtag per definire appunto l'ambito di cui si sta parlando, e i tag per menzionare l'ente o la persona che si nomina, per fare in modo che gli interessati vedano la notizia. Ad esempio, se c'è una persona, un relatore che sta parlando, di solito si mette la chiocciola con il nome del relatore, se ha il profilo appunto su Twitter, e 2 punti è quello che dice. Si possono aggiungere foto, video, link e anche GIF. E come per gli altri social, quindi l'hashtag e la chiocciola permettono anche una veloce ricerca riguardo gli argomenti o le persone che ci interessano. Ecco, questa è appunto la nostra pagina, e ci sono anche qui diversi enti che usano Twitter. Io sì, lo preferisco usarlo un po' per le dirette, per comunicare magari coi giornali, se facciamo qualche attività che è degna di nota per le comunità, o che comunque sappiamo che ai giornali può interessare, la condividiamo anche qui. Come per gli altri social, anche qui abbiamo un analytics in cui possiamo visualizzare i tweet più popolari in base al tasso di interazioni, quindi interazioni su visualizzazioni. Possiamo vedere le visualizzazioni dei tweet, quindi quante volte sono state viste. Possiamo vedere anche la visita al proprio profilo e le menzioni, quindi quante volte siamo state menzionate. Anche qui abbiamo, come per gli altri social, abbiamo i follower, che sono il numero di persone che seguono la nostra pagina. Ecco, io ho concluso, quindi se ci sono delle domande, vedo nel chat. Ok. Marina, Serena, il questionario di soddisfazione lo giro a voi dopo eventualmente? O lo metto in chat? Mettilo in chat, grazie. Ok. Buonasera. Buonasera. Salutiamo la Caterina che ci ha raggiunto. Purtroppo solo adesso. Beh, io direi è stata un'esposizione chiara, come al solito, molto interessante, che ci ha aperto su un mondo nuovo, quello di questi social che abbiamo visto questa sera. Sì, sono molto impegnativi, soprattutto sì. LinkedIn. Però molto interessanti. Possono dare delle buone soddisfazioni in tutti gli ambiti. Diciamo che è un buon biglietto da visita per il mondo del lavoro, delle persone. Esattamente. Se usato in modo adeguato, secondo me, consente alle persone di interagire con un mondo, quello del lavoro,
in cui è possibile trovare un impiego, una soddisfazione, avviare delle collaborazioni in particolare con un'azienda piuttosto che un'altra, o trovare, perché no, magari anche dei collaboratori per le proprie attività. Mi sarebbe piaciuto che purtroppo Serena ci ha abbandonato, mi sarebbe piaciuto che portasse la sua esperienza di Informa Giovani su questa cosa, perché sì, secondo me se si cerca lavoro anche da parte dei giovani, LinkedIn bisogna Usarlo. bisogna averlo. Lo so, a volte bisogna farsi un po' di violenza, capisco. Nel senso che mi sono accorta anch'io, parlando con tante persone, che a volte c'è un po' di timore verso questi strumenti, ma questi incontri servono proprio per capire come usarli. Se si sanno usare bene tutte le funzionalità, non c'è nulla da temere. Vedo una domanda in cui mi chiedono, buonasera, chiedo su LinkedIn per quanto riguarda il profilo aziendale, se è necessario fare l'abbonamento premium. No, allora, per aprire un proprio profilo aziendale non occorre il profilo premium, quindi potete farlo tranquillamente. Se si ha un'azienda che si affaccia all'estero, secondo me sì, è importante averlo. Valutate bene ovviamente i contenuti che voi proponete e anche come presentarvi, e soprattutto secondo me è importante anche che i vostri dipendenti, tanto più che se siete una piccola azienda, abbiano un profilo su LinkedIn. Lo so che può essere difficile chiedere a certe persone di farsi un profilo su LinkedIn, me ne rendo conto, però insomma quando facciamo parte di un'azienda alla fine è interesse un po' di tutti che ci sia lavoro e che si possa lavorare, insomma, quindi ripeto, conoscendo lo strumento io non vedo controindicazioni. Ecco, se voi siete voi stessi, se voi siete chiari di quello che fate, vedo solo opportunità. Magari io sono ottimista perché li uso da tanto, però insomma, ecco, lo consiglio. L'abbonamento premium è un abbonamento che ha un costo non proprio economico e che di solito hanno determinati dirigenti d'azienda, e permette, è sempre legato al profilo personale, e permette di raggiungere magari determinati profili che con un abbonamento basic non potete fare. Allora, Premium vi dà la prova di 30 giorni. Quindi secondo me la cosa migliore è provarlo per 30 giorni, ricordandosi poi ovviamente di disdirlo, perché non è proprio un costo. Però se magari in questi 30 giorni voi vedete che è un'opportunità che vale la pena, sì, dovete insomma valutarlo voi, se può essere interessante. Ricordo a tutti intanto di compilare il foglio presenza e il questionario di gradimento prima di terminare questa serata. Se avete altre domande, Alberta è a vostra disposizione. C'è sempre la signora Pizzolon che aggiunge che l'azienda si affaccia all'estero, quindi ha questo tipo di relazione. Sì, avevo già risposto. E sì, mentre spiegavi cosa ti dà Premium. Premium dà dei contatti, permette di contattare profili aziendali di un certo tipo, che con un profilo LinkedIn, che nel senso che non sono nella mia rete dei contatti, mi permette di poter raggiungere profili al di fuori della mia rete di contatti. E come dicevo, LinkedIn dà la possibilità di fare una prova per 30 giorni, che consiglio di fare, perché penso che provare sia la cosa migliore per capire se può essere
può essere un'opportunità perché non ha un costo, cioè ha un costo non proprio basic, e quindi è da valutare se l'azienda, cioè se l'azienda in questo caso appunto è un profilo personale, però di solito è l'azienda che lo finanzia, proprio perché si tratta di relazioni di un certo tipo. Bene. Vediamo se ci sono domande. Ricordatevi poi, se non vi interessa, di disdire l'abbonamento o la prova di 30 giorni, altrimenti rischiate di fare l'abbonamento per un anno e magari è un costo che non avevate valutato. Bene. Se qualcun altro vuol chiedere qualcosa, siamo qui a vostra disposizione. Mi permetto io, magari possiamo anche ricordare alle persone che faremo un'altra edizione di questo stesso webinar a settembre, e poi anche sempre a rientro dalla pausa estiva ci saranno gli altri interventi che riguarderanno proprio la scrittura dei contenuti, come si gestisce la comunicazione correttamente nei social, quindi di attendere che a breve, insomma, pubblicherete, insomma, le nuove date, le nuove iniziative. Manteniamo il filo. Sì, riprenderemo le attività a settembre, dopo l'apertura delle scuole, perché adesso con la pausa estiva qualcuno è già partito, qualcuno sta per partire, quindi spostiamo un attimo le nostre attività con un programma molto vasto, come hai detto tu Caterina, che tratterà i temi sia della Digital Innovation che dell'ICT. Abbiamo in programma una serie di incontri non solo con T2I ma con anche altre realtà formative. Con settembre inizierà anche la nostra attività formativa per i 5 comprensivi dei comuni che fanno parte del progetto Digitiamo, che hanno aderito al programma formativo per alunni. Parliamo di alunni della scuola media, secondaria di primo grado. Incontri finalizzati alla conoscenza dell'informatica, della robotica, interessanti, che cercheranno appunto di coinvolgere i ragazzi in questi nuovi settori. Se non ci sono anche altre domande, secondo me possiamo anche salutarci. Ringraziamo Alberta per la chiara esposizione, Caterina per la sua partecipazione. Ringrazio tutti voi della vostra partecipazione a questa serata e vi diamo allora appuntamento ai prossimi incontri che abbiamo in programma con il mese di settembre. Io ringrazio a voi per questa opportunità, mi ha fatto piacere conoscere i partecipanti, così qualcuno appunto ci ha scritto e siamo a disposizione comunque, insomma. Certo, vi ricordo che appunto questo seminario verrà riprodotto in settembre, verranno messe a disposizione anche per chi è interessato le registrazioni. Non so se anche l'Alberta questa sera ha del materiale da lasciarci, in modo da poter essere visionato anche per chi non ha potuto partecipare a questa serata. E colgo l'occasione per augurare a tutti voi una buona estate. Arrivederci a settembre. Grazie a tutti. Arrivederci. 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 Ok. Bene, vi mando le slide allora in PDF, Marina? Sì, grazie. Ok.
Sì, l'altra volta non ve le avevo mandati, mi pare. Vi mando anche quelle dell'altra volta. Quando puoi, tranquilla. Sì, Così. ok. Va bene. Molto interessante anche stasera. Sì, sono argomenti... Sì, molto, molto. Sì, Volevo vedere le risposte, abbiamo avuto 8 risposte. sì. Molto, vediamo, molto, Ah. molto interessante. Una signora chiede l'attestato di partecipazione. Sì, verrà rilasciato alla fine, bisogna compilare il questionario presenza Ah, ok. Ah, perché faremo il controllo degli accessi con le registrazioni ok. e poi lo rilasceremo a chi era effettivamente presente queste serate che Aspetta che interrompo la abbiamo registrazione. fatto. Sì.